C'è stata una vera e propria bomba d'acqua che in pochi minuti ha scaricato tantissima acqua su Jesolo, soprattutto nella zona del Lido. L'intenso nubifragio dovuto alle precipitazioni abbondanti cadute in pochissimo tempo. Intorno alle 13 si era temuto il peggio, vedendo come alcune vie centrali si fossero trasformate in un tempo brevissimo in veri e propri canali. Le zone maggiormente colpite, via Aquileia e piazza Trieste, e ancora le vie Meduse, Ninfee e piazza Marconi, dove si sono accumulati diversi centimetri d'acqua in strada, in alcune aree fino a 10 centimetri. Il ristagno d'acqua aggravato da aghi di pino che hanno intasato i tombini, rallentando il deflusso. Disagi alla circolazione e rallentamenti, ma nessuna conseguenza grave. Fortunatamente la situazione è sotto controllo, così dalle rassicurazioni del sindaco. Non ci sono state tuttavia delle problematiche gravi a persone o cose, qualche negozio ha avuto l'acqua che lambiva appunto l'entrata dell'attività, alcune altre zone di Jesolo Paese e centro storico storicamente sofferenti da un punto di vista idraulico hanno avuto qualche criticità, però tutto sommato ce la siamo cavata. Episodio che riaccende l'attenzione sulla necessità di adeguare il sistema di deflusso in vista di eventi meteo sempre più estremi. Ovviamente questo riporta come centrale il tema del rischio idraulico e dell'adeguamento delle opere fognarie di Jesolo che hanno in molti casi 50-60 anni. Abbiamo avviato interventi anche che costano qualche milione di euro su questo tema, quindi proseguiremo perché è ovviamente una necessità.